Ciao ed eccomi qui per la beauty box di questo mese di marzo. È appena arrivata, ho giusto dato un'occhiata ai prodotti per rendermi conto cosa vi devo dire e questa è la beauty box di questo mese. Hanno cambiato stile, avevano cambiato nei mesi scorsi di avere messo questo sigillo qui così. No, non è un sigillo vero e proprio, nel senso che sia con lo scotch che si appiccica, giusto sul coperchio hanno fatto questo disegno che prima non c'era e questa volta è anche arrivata con questi disegni che di solito arriva a tinta unita, mentre questa volta ha questi disegni e c'ha la scatola rosa e con il contorno qui rosso. Apriamo la scatola. Allora, questo è il coperchio, questa è la confezione. Allora, c'è il solito libricino dove ci sono indicati delle spiegazioni dei prodotti contenuti nella beauty box, in più altre spiegazioni di altri vari prodotti. La carta è rossa così e questi sarebbero i prodottini di questa beauty box. Vi devo dire una cosa però di questa beauty box. Io ho contato 7 prodotti, di solito ne conto 6, non so se sia uno sbaglio o se a questo mese arriva con 7 prodotti, anche perché nel libricino delle indicazioni dei prodotti un prodotto non è neanche indicato, per cui non lo so. Allora, intanto inizio a raccontarvi quello che c'è scritto realmente anche qui nel libricino. Allora, iniziamo con questo marchio. Questo qui è il marchio, neanche ve lo pronuncio perché evito di dire di dirvelo sbagliato, per cui ve lo faccio vedere anche perché mi sembra che si lega tranquillamente. Questa qui sarebbe una maschera per capelli, da quello che riesco a leggere. Va applicata sui capelli, va tenuta su 10 minuti e poi va sciacquata. Contiene al suo interno caffeina, che la caffeina dovrebbe stimolare la crescita dei capelli e anche acido ialuronico, per cui dovrebbe anche avere un effetto di idratare i capelli. Poi un altro prodotto che è questo qui, addirittura dentro la scatola, e penso che sia anche in full size perché ci sono ben 15 ml di prodotto. È un prodotto di questo marchio, Madara, ed è un contorno occhi. Allora, qui c'è scritto che questo contorno occhi va applicato sia mattina che sera sulla pelle pulita e ha un effetto idratante, ringiovanisce la parte del contorno occhi. È da provare perché se è idratante ho proprio piacere di provarlo, perché sapete che io di solito come idratazione uso il contorno occhi all'avocado della Kiehl's, che secondo me è uno tra i migliori come idratazione, ma adesso che mai provato questo marchio, e per cui mi piace l'idea di provarlo. Altro prodotto sono queste vitamine. Adesso non so se vi ricordate o se già mi seguite negli altri vlog che ve ne ho, specialmente nei vlog o dei prodotti finiti, forse nei prodotti finiti, mi sembra di avervi parlato di queste vitamine per capelli. Beh, qui dentro c'è una confezione di vitamine per capelli, sono 30 pastiglie però è scritto, per cui non so se siano come quelle, perché sono così, come vedete forse sono morte, perché non vorrei, mi scoccia aprirne una perché poi la devo gettare via. Visto che le uso ho intenzione di utilizzarle perché già conosco il marchio, già le conosco. Quelle che ho io di solito mi arrivano in un vasetto e sono delle caramelle gommose, ma sto provando a schiacciarne qui proprio una senza aprirla, giusto schiacciando qui sopra, e vi devo dire che mi sembrano gommose come quelle che utilizzo io. Queste vitamine di solito, adesso non so questa perché devo ancora leggere come va utilizzata, però le altre ne prendo 2 al mattino
e io sono a posto tutto il giorno, praticamente ne andrebbero prese 2 al giorno. Io ho scelto il mattino perché mi è più facile ricordarmi di prenderle, poi ognuno si regola se prendere al mattino, mezzogiorno o sera, però è giusto, secondo me è giusto prefissarsi un punto della giornata in cui prenderle, così si è sicuri di non sgarrare, di non dimenticarsene e cose varie. Comunque di quelle gommose in barattolino ne vanno prese due al giorno. Queste qui, vi dico, sto cercando di leggere, però visto che la confezione è chiara e le parole sono scritte in chiaro, faccio fatica a capirle per il momento se c'è scritto qualcosa. Comunque sono contenta di avere, anche perché queste vitamine di una scatola di 60 caramelle gommose, io le pago sui 22-24 euro, mentre queste qui sono arrivate qui sulla Beauty Box, se dentro ci sono 30 pastiglie, facendo conto quelle che già prendo con l'altra confezione, qui c'è un trattamento di 15 giorni. Ok, poi passiamo ad altri prodotti, passiamo a questo marchio qui che c'è scritto qui, che si chiama Rodial, questo marchio qui, che sarebbe un balsamo detergente per il viso. Praticamente intanto vi dico che è considerato un balsamo anti-age, decongestionante, come si dice, per il decongestionante, forse ve l'ho detto, è per la pelle ed è anche contro le impurità. Va massaggiato sul viso e mi sembra che va massaggiato sul viso e trasformato in latte e poi risciacquato, per cui penso che questo balsamo vada messo sul viso con le mani umide, ci si passa il viso, diventa un latte, si fa un altro po' di massaggio e ci si sciacqua. In teoria dovrebbe essere questo il passaggio da fare. Poi del marchio Ritual, che qui non c'è niente di nuovo perché questo marchio lo rivende anche Sephora, per cui sarà, forse io non ho, cioè forse, probabilmente io non ho mai preso niente di questo marchio. I prodotti che provo di questo marchio è perché mi arrivano sulla Beauty Box, ma che abbia proprio fatti acquisti da Sephora di questo marchio vi dico di no. Comunque questo prodotto è un doccia schiuma in olio, c'è scritto, che dentro ha l'olio di mandorle e la rosa indiana, e sì, infatti viene definito un doccia olio, per cui serve per lavarsi, per farsi la doccia. E per finire, il prodotto che c'è scritto qui nel libricino è un prodotto di Elizabeth Arden. Questo ve lo dico perché questo marchio è rivenduto anche da Pinalli, e praticamente questo prodotto sarebbe un siero, va messo sotto la crema a viso pulito, va messo questo e poi sopra ci si può mettere la crema, da quello che ho letto qui, e c'è scritto che dovrebbe diminuire le irritazioni, ve lo facevo vedere da dietro, che dovrebbe diminuire le irritazioni della pelle, e anche il danneggiamento della pelle dovrebbe diminuire. Comunque io l'ho aperto, ce n'è veramente poco perché la confezione è così, ma dentro ce ne sono 5 ml. Io vi faccio vedere che, cioè, rendetevi conto che realmente adesso forse riesco a farvelo uscire, rendetevi conto, questo tubetto, cioè non riesco neanche a farvelo, eccolo qui, adesso è uscito, rendetevi conto in questo tubetto così anche abbastanza grande che razza di quantità che me ne hanno messo dentro. Forse sarà per quello che io ho trovato anche questo prodotto. È un prodotto di questo marchio, Eiko, e sarebbe un eyeliner, da quello che è un mini eyeliner. Ve lo apro. Questo qui è nero,
questo qui sarebbe l'eyeliner in penna e vediamo la scrivenza di questo prodotto. Sì, dai, scrive ed è anche bello nero. Comunque questo è il prodotto in più, sarebbe il settimo prodotto, che di solito non mi è mai successo di trovare un prodotto, proprio un prodotto così, di trovare due prodotti simili. Tempo addietro mi è successo di trovare due matite uguali, però proprio di un prodotto così diverso come aggiunto proprio non mi era mai successo. Comunque questo mese a me la box è arrivata con questo prodottino in più. Ok, io adesso vi faccio vedere la beauty box. Qui adesso la scatolina è vuota, ci sono i soliti frufru che poi io le getto via di solito queste scatole. C'è chi dice che le tieni, ma che le conserva, ma io non so neanche dove, a cosa riutilizzarle, perché poi scatole ce ne ho. Per i trucchi tengo quelle di Sephora che sono leggermente più grandi, per cui boh, non so, di solito le getto via. Ok, io adesso per questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!